No, I'm not a writer. Buongiorno CP, buongiorno. Allora ragazzo, nella puntina che ti ho fatto, questo è il parcheggio. Tu dirai, mai in mezzo alla strada. No, 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 sei dentro tipo una stradina tra virgolette privata che porta in delle case private. No, questa è la parte sinistra. Questa è la parte frontale, cioè quello che vedi alla camera da letto. Scusa se non è poco, cioè. E il Sigano te li sceglie bene i parcheggi, così anche tu puoi dire dove abitiamo oggi. Bam, acá. E il buongiorno Italia lo voglio dare così, con maglia della salute. Oh, buongiorno l'Italia, buongiorno tu. E senza buongiorno un cazzo, perché questo deve diventare un canale non volgare. Allora, oggi ti porto un posto da favola, cioè, casomai ti posto anche poi il video, però ti porto nella via dei mulini e la via dell'acqua a Cison di Valmarino, un posto incantato nel mezzo di questo borgo molto antico, certamente abitato fin dalla preistoria. Sono stati trovati dei resti paleolitici a Follina, che è un paesino lì attaccato, dove c'è anche l'abbazia che avevo puntinato in passato, veramente bellissima, anche quella merita una sosta, e altri ritrovamenti mesolitici a Valmareno e poi dei frammenti dell'età del bronzo. In questa puntata abbiamo voluto viverle solo la parte naturale di questo bellissimo posto, ossia la via dei mulini, la via dell'acqua. Con Alessia c'eravamo già stati, non avevamo voglia di tornarci quel giorno al castello di Valmarino, il castello di Cison di Valmarino, che è una fortezza che è sopra in una collina, e da lì veramente vedi tutta la vallata, è bellissimo, c'è lì con l'ascensore. Magari un giorno insomma si rivedrà anche quello, si puntinerà, diciamo che è diventato più, è un ristorante sostanzialmente adesso. Ci ho fatto un capodanno tanti anni fa, è veramente molto molto bello, atmosfera veramente magica, il cibo faceva da cagare, però insomma dai. E quindi ora prenditi il tuo tempo, relax e goditi queste immagini. Allora John, eccoci qua, questa è la parte nord di Cison di Valmarino, vedi qui c'hai la via dell'acqua, noi ci siamo parcheggiati con il camper praticamente qui, mentre se vai più in giù, più a sud, lì trovi il castello di Cison di Valmarino che si chiama Castelbrando, e ovviamente trovi anche il borgo che veramente non l'avevo mai visitato, cioè sono sincero, il castello sì, il borgo effettivamente no, ma è una cosa indescrivibile, veramente molto molto bello, estremamente curato, tutte le casette mettevano fuori i fiori, le decorazioni, è veramente merita un piccolo tuffo nel passato.
Oh, dormivi? Non so, Vabbè, dai, zappa qua, guarda qua, tirati su un attimo. Nel frattempo, pausa perché ti conosco, dopo te ti assoppisci e tac, iscriviti al canale e continuiamo. E niente, la donna ha detto facciamo colazione con, non so, un sprizzetto bianco. Aperitivo, io la chiamo colazione. Posticini veramente da favola qua. Aspetta che glielo consigliamo, metti dopo il tu, vuole venire qua, dove siamo? Caffè Roma, sì, nel centro di qua, centro storico ci sono i Valmarino. Ecco, guarda che te lo puntino. Allora noi siamo qua, faccio così, così. E te lo chiamo bar con terrazza. E CP ha visto il gatto. Guarda, abbiamo visto il gatto. Mannaggia il gatto. Mannaggia. Abbiamo visto il gatto. Aiuto, la lascia che tocca il gatto. Incazzatura estrema. Incazzatura estrema. Ah.
Fantastico, quello doveva essere un giro di ricognizione, è stato chilometri di passeggiata, ma ne vale la pena veramente. Fortuna che il giretto l'abbiamo fatto prima perché adesso inizia a venire su tanto vento e freschetto, però vabbè siamo attrezzati. No, c'è il tempo da tempo pallone,